Alternanza scuola-lavoro, apprendistato duale sono due nuovi strumenti che servono a fare entrare nel mondo del lavoro i giovani, i ragazzi, gli studenti. Questo però crea un problema, il tema della sicurezza, nel senso che diventano lavoratori a tutti gli effetti e quindi devono essere formati. Il COBIS, l'ente bilaterale per la sicurezza della Regione Veneto, costituito dalle parti sociali dell'artigianato e dei sindacati, ha deciso di chiamare a raccolta oggi, qui a Cardinale Urbani, tutte le parti sociali interessate, dallo SPISA alla Regione Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale, l'INAIL, i sindacati ovviamente e le organizzazioni datoriali, per valutare cosa poter fare per la sicurezza di questi ragazzi. Strumenti nuovi che siano formativi in aula, che siano formativi prima dell'entrata in azienda e che mettano le basi per un lavoro più sicuro in un'ottica di ripresa economica. È da 2 anni che noi come parti sociali stiamo affrontando questa questione dell'alternanza scuola-lavoro, dell'apprendistato duale, perché sono questioni che ci stanno particolarmente a cuore, perché per noi c'è un abisso tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Abbiamo fatto accordi proprio che premiano queste aziende che ospiteranno anche questi ragazzi. Abbiamo fatto accordi che prevedono anche per quei studenti che riusciranno ad avere la qualifica con l'apprendistato duale, appunto avere dei premi al fine, proprio per incentivare questa attività e proprio per cercare di riavvicinare il mondo della scuola e il mondo del lavoro, perché oggi la scuola purtroppo costruisce competenze che non sempre vengono e sono quelle ricercate dal mondo del lavoro. Ecco, per cui abbiamo puntato su questo aspetto, invitando appunto i soggetti che sono preposti assieme a noi a collaborare, perché l'obiettivo, questa secondo noi è la direzione giusta. Ci sono ancora problematiche, lacune, miglioramenti da fare, però questa è la direzione, per cui è l'obiettivo che vogliamo dare al nostro lavoro come comitato bilaterale. Beh, il tema della sicurezza è fondamentale. Cito solo un'esperienza che abbiamo fatto molto interessante. Abbiamo fatto un progetto sulla sicurezza partendo dai bambini della scuola elementare, perché la sicurezza va capita fin da bambini, prima ancora di entrare in azienda, perché la sicurezza è un tema che riguarda il lavoro, la casa, la famiglia all'aperto. E la Regione sta spingendo moltissimo per favorire che i giovani vadano in azienda fin dall'età dello studio, quindi abbiamo sostenuto percorsi di alternanza, percorsi di apprendistato, percorsi in duale, e questo si deve incrociare ovviamente con un'adeguata preparazione e cognizione dei rischi che ci sono sul luogo di lavoro, quindi sostenendo anche le imprese stesse con l'aggiornamento dei lavoratori, degli imprenditori su tutte le materie di efficientamento, sull'export, ma anche in tema di sicurezza, perché poi questo è un tema fondamentale per il benessere dei nostri lavoratori. Noi come ufficio scolastico regionale abbiamo il compito di supportare gli istituti scolastici, quindi facciamo o delle note o facciamo degli incontri l'uno e l'altro per indirizzare le scuole a trattare il tema della sicurezza come un tema centrale all'interno dell'alternanza scuola-lavoro. Dopo è chiaro che le scuole sono autonome, quindi fanno le loro scelte, però noi diamo degli indirizzi fondamentalmente. Ecco, questo è quanto, in collaborazione con e all'interno del SIRVES, del Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole, che comprende oltre l'ufficio regionale anche gli organi di vigilanza. Ci sono anche delle indicazioni da parte del Ministero o è una cosa regionale? Allora, ci sono alcune indicazioni ministeriali, per esempio la Carta dello Studente, che è stato un decreto ministeriale da poco uscito, pubblicato, riporta anche alcune parti che riguardano la sicurezza. Ci sono le indicazioni generali date dalla guida operativa sull'alternata scuola-lavoro del Ministero, che riporta un capitolo sulla sicurezza. Noi abbiamo avuto il compito, come ufficio regionale abbiamo preso questo compito di interpretare, di leggere, approfondire ogni singola parte data dal Ministero per poi comunicarla alle scuole e veicolarla alle scuole. C'è qualche luogo anche informatico dove magari gli studenti possono prendere informazioni, visto che magari qualcuno si informa da solo? Allora, per quanto riguarda la sicurezza c'è una piattaforma fatta dal Ministero dell'Istruzione assieme all'INAIL che riguarda la formazione generale degli studenti in alternanza, e al di là di questo però non ci sono altre piattaforme, altri strumenti. C'è comunque un contatto diretto anche con l'ufficio regionale, perché noi abbiamo uno sportello come ufficio regionale sulla sicurezza, quindi accogliamo dei recenti, accogliamo persone che si occupano di sicurezza a scuola. A volte abbiamo accolto anche delegazioni di studenti, rappresentanti studenti, e quindi c'è un contatto che può avviarsi e continuare, insomma, senza dubbio.
L'INAIL ha voce in capitolo intanto perché da anni ci occupiamo di prevenzione e continuiamo a ripetere che c'è un problema di cultura della sicurezza che non riesce in qualche modo a prendere piede nella maniera dovuta. Far fare a dei ragazzi negli ultimi 3 anni delle scuole superiori un percorso anche educativo su questo, perché per entrare in azienda devono fare formazione, ci sembra il modo migliore per far capire già a quell'età che il mondo del lavoro è un mondo dove l'attenzione fa la differenza. Quindi da questo punto di vista c'è questo. L'altra cosa è che con una collaborazione con il MIUR l'INAIL ha preparato, proprio per in qualche modo attenuare le differenze tra istituto e istituto, dei corsi di formazione. Per ora è stata rilasciata la formazione quella generale, le 4 ore, che sono su una piattaforma del MIUR e quindi accessibili a tutti gli studenti, e sta lavorando per fare la parte delle specialistiche che ovviamente, cambiando i rischi, cambia da azienda in azienda. Quindi nella logica dell'azienda in cui il ragazzo dovrà entrare si farà questo tipo di formazione. Molte volte quando si parla di sicurezza si pensa sempre che sia un qualcosa delegato a qualcun altro. Quando noi ci ritroviamo a parlare di sicurezza tutti i giorni, pensiamo sempre che questi siano occasioni e momenti legate ad adempimenti di altri, fino a quando non entreremo a capire che la sicurezza deve entrare in ognuno di noi come se fosse proprio un bisogno primario, forse cambiamenti epocali non ce ne saranno mai. In altre parole, oggi abbiamo una grandissima occasione. Il percorso di alternanza scuola-lavoro può portare effettivamente a un cambiamento radicale e massivo in un ordine di prospettiva. Sta a noi tutti portarlo avanti con grande pazienza, capacità, caparbietà, portando a degli obiettivi concreti e tangibili. Oggi penso che il COBIS, con questa attività organizzata in modo splendido, possa avere e possa contribuire ancora in futuro tantissimo in questo senso.